La posizione è la seguente, mossa al nero e ti chiedo qual è ora la mossa migliore che faresti per il nero. Ce ne sono tante di carine, ma secondo me ce n'è una che vince su tutte. Se hai pensato a torre 8, sicuramente è una mossa buona, sicuramente è una mossa che prima o poi andrebbe fatto, ma qui c'è una sola mossa che permette al nero di prendere in mano la situazione, che è la spinta in F5. La spinta in F5 prende in considerazione il principio che il pedone doppiato deve essere sempre spinto per creare così una catena pedonale solida, granitica, e non solo, questa spinta permette al cavallo di insediarsi su F6, cosa che prima non era possibile, per poi andarsi a prendere la fantastica casa in E4. Ovviamente qui supportato dalle torri e in altri modi, ma questo è il modo per portare avanti il gioco. Altri modi, secondo me, qui non sarebbero altrettanto buoni. Spingere come G5 lascerebbe comunque la debolezza e aprirebbe la diagonale all'alfiere Campochiaro in D3. Attaccare sull'ala di donna, per carità, meglio di no, magari si può giocare una 6, magari si può giocare anche un B6 per fianchettare, ma F5 sicuramente rende il gioco più armonioso. Vieni a studiare le strutture scacchistiche all'interno della Matto Scacco Academy.